Benvenuti amici di Catalan TV al canale 15 e della Gazzetta Sarda, gazzettasarda.com e sulla pagina Facebook della Gazzetta Sarda per questo nuovissimo appuntamento nella terra dei nuraghes. E proprio alle mie spalle abbiamo un monumento davvero importante, meraviglioso, il complesso nuragico e area archeologica del Ponte, qui a Dualchi, nel territorio di Dualchi, cosparso da una natura, da una campagna davvero rigogliosa, davvero importante per l'economia del luogo. E siccome abbiamo già visto nelle puntate precedenti questi effetti architettonici nuragici, anche oggi vi voglio proporre un piccolo viaggio all'interno di un luogo davvero interessante, un nuraghe molto particolare, e lo vedremo tra poco, ed anche un'area archeologica in fase di scavo, quindi in fase comunque di indagine archeologica, culturale. Ovviamente io non entrerò nelle zone in cui insomma è in corso lo scavo, non mi permetto assolutamente, per cui anche voi, se venite in questo luogo che è aperto e che è fruibile, rispettate quello che è lo studio preziosissimo degli archeologi, della dinamica scientifica che ci riporta a noi oggi quello che è l'effetto sociale, architettonico e religioso anche della cultura nuragica. Ora noi andiamo, io vi porterò insieme in questo percorso, per cui godetevelo e allora seguitemi, andiamo. Allora, eccoci per il nostro percorso e siamo qui dinanzi all'area di scavo che già ci regala delle notevoli ed interessanti indicazioni su questo monumento così particolare. Ovviamente non entrerò all'interno dello scavo e quindi vi ricordo, come vi ho già detto prima in apertura, di fare attenzione, di rispettare il luogo. Ora andiamo a vedere quello che è appunto l'aspetto di questo nuraghe, cioè il nuraghe ponte, questo nuraghe monotorre, questo complesso archeologico che sta riportando alla luce tante strutture dell'area proprio adiacente, e chissà quanto ancora di così interessante c'è qui all'interno di questa zona, dentro questa zona così bella, fruibile, come già vi ho detto in apertura. Ora vediamo la torre centrale, che è un monotorre, appunto questo nuraghe molto interessante. Siamo circa a 12 metri di altezza ed è fatta, insomma, edificata questa torre con questi grandi blocchi, li vedete, di pietra, sono di dimensione decrescente dall'alto fino a raggiungere, insomma dal basso, perdonate, fino a raggiungere il livello del finestrone del primo piano, e vediamo che sono perfettamente squadrati, soprattutto alla fine, quindi all'altezza della torre, e questo è molto importante perché ci fa intendere che gli architetti nuragici costruttori erano davvero interessati qui a rifinire una torre, un monumento in maniera praticamente perfetta. Alla base vediamo che l'ingresso principale è molto piccolo, basso rispetto a tanti altri che magari abbiamo già visto, e che sicuramente voi, se siete esperti o comunque amanti di questa civiltà nuragica così importante per la nostra terra, avete sicuramente visto ben più agibili, ma qui c'è ancora l'effetto di scavo e probabilmente si riporterà tutto a una condizione originale, come appunto millenni fa era questa zona, questo luogo. Quindi l'ingresso dell'edificio lo vediamo sempre comunque orientato a sud-est, e c'è un architrave di grandi dimensioni e lo vediamo, andiamo a vederlo. Sono dovuto entrare in questo piccolo spezzone ultimato di scavo per arrivare qui, e lo vediamo così magnificente, magnifico davvero, una cosa che si vede spesso anche in altri nuraghi, ma che fa sempre riflettere appunto sulla tecnica costruttiva delle genti nuragiche. Questo architrave
è di un peso stimato di tonnellate, parliamo di ben più di 10 tonnellate, forse anche 15 o perlomeno ben più di 15 dovrebbe essere, e quindi ci fa intendere di che cosa sia stato veramente lo sforzo di questi nostri antenati. Nella terra dei Nurages vi porta anche a capire, a comprendere tutto questo attraverso le immagini e i luoghi stessi qui in vivo. Adesso proviamo a fare un giro intorno e vedere ancora l'area, e poi entreremo all'interno di questo bellissimo monotorre. Andiamo. E siamo sul retro del monotorre del Nuraghe Ponte e vediamo quanto la struttura sia davvero imponente. È molto significativo, forse anche un po' singolare, che nonostante l'imponenza e la fattura stessa della costruzione, i nuragici non abbiano pensato di costruire un complesso come per esempio l'Orolo, che abbiamo già visto in una delle nostre puntate della Terra dei Nurages di questa stagione, e anche come Nuraghe-Ruju, se vi ricordate della stagione scorsa della Terra dei Nurages, e che quindi insomma è un po' particolare a mio avviso, ma comunque poi vediamo, abbiamo visto anche prima la struttura stessa del villaggio molto estesa, e probabilmente anche qui c'è qualcosa di molto interessante. Vediamo anche queste strutture molto qui vicine al nuraghe stesso, e che magari sono qualcosa di più tardo, però effettivamente ci fanno capire come il riuso e il riutilizzo del materiale della zona, e quindi del nuraghe, sia stato importante. Vediamo qualche altro concio qui, qualche altra traccia del crollo della sommità del nuraghe. Vedete questi altri conci. L'aria è davvero imponente, davvero vasta, grande, per cui noi possiamo solo immaginare che cosa in antico qui c'era. Ed ora è il momento di entrare dentro il Nuraghe Ponte. Andiamo. Eccoci, stiamo entrando dentro il monotorre Nuraghe Ponte. Bisogna abbassarsi un pochettino e fare attenzione perché è veramente basso qui, quindi accovacciatevi un po', aiutatevi con una torcia ovviamente, e poi potete tranquillamente risollevare lo sguardo, il capo, e osservare la meraviglia di questo nuraghe, che ha una forma di piatabanda ma anche un abbozzo di ogiva per l'ingresso principale. Qui vediamo la scala che ci porta al di sopra del nuraghe e proveremo tra un po' a salire. Armatevi sempre di luci. Qui c'è una nicchia che ci fa capire l'imponenza ancora del nuraghe. Ma entriamo nella meravigliosa camera centrale del Nuraghe Ponte. Già al piano terra vediamo una nicchia sulla sinistra, non così grande come quella che abbiamo visto all'Orolo per esempio, o in qualche altro nuraghe, e qui di fronte a quell'altra, alla nicchia che abbiamo appena visto, c'è un'altra nicchia un po' più, come dire, grande di dimensioni, la vediamo, ma questo non significa che anche l'altra non sia così, perché ancora forse probabilmente c'è un po' da scavare ancora. Ora vediamo di sollevare lo sguardo sulla Tolos, e come vediamo è bellissima, è magnificente. Forse non ho molta luce per potervela far, come dire, godere, intendere, ma comunque credo che possiate vedere di che cosa sono stati capaci i nostri antenati nuragici. Questo è meraviglioso, guardate come le pietre sono ben disposte l'una con l'altra, anche se queste sono di spessore e di taglio grossolano o in alcuni casi appena sbozzato, ma come vi dicevo già in apertura, e lo possiamo vedere, ecco che le pietre man mano che si va in alto sono decisamente quasi isodome, oserei dire, spero che non stia sbagliando. Ora andiamo nella camera
al di sopra nella torre centrale, vediamo che cosa succede. Non potrò entrare qui col drone perché insomma l'ingresso è veramente basso, ma comunque vi darò delle immagini qui. Adesso andiamo. Anche qui dovete fare un po' di attenzione, quindi ricordatevi che questo magari non è forse un nuraghe così adatto ai bambini, però con un po' di attenzione, anzi con un bel po' di attenzione, forse riusciamo a dare qualcosa di importante. Guardate anche dei piccoli animaletti che ci sono, quindi aiutatevi veramente con tutto voi stessi per salire queste scale, che non sono così, diciamo così, agibili come quelle che abbiamo visto all'Orolo, però ci danno comunque la particolarità di salire sopra. Guardate che meraviglia la scala elicoidale, guardate che bella, davvero una costruzione interessantissima. Osservate, saliamo, eccoci. C'è un po' di difficoltà, i gradini sono più gradoni che non gradini, ma insomma dovremmo esserci. Ed ora eccoci, ed eccoci che stiamo arrivando sulla sommità del Nuraghe Ponte, che ci presenta già questa apertura davvero interessante qui, quindi immaginatevela socchiusa, che ci permette di entrare all'interno di questa camera, quindi all'interno di questo rifascio murario della scala, proprio dentro la torre, l'unica torre. Questa invece è la sua sommità. Con un po' di vento ci siamo riusciti. Osservate lì la nicchia, probabilmente adesso poi vedremo qualcosa che potrebbe richiamarci ad una bella disposizione architettonica che in altri nuraghi vedremo certamente. C'è un po' di vento, quindi se l'audio non è così perfetto me ne scuso, ma forse è il bello anche del programma della Terra del Nuraghes, proprio di essere a contatto stesso con tutti gli elementi. Ovviamente non ci sarà una puntata magari sotto la pioggia, ma il vento, diciamo, lo mettiamo in conto a queste altezze. Quindi osservate questa camera che era chiusa in antico e quindi era probabilmente la prima camera e forse l'unica di queste nuraghe, o chissà, magari in antico c'era anche qualcos'altro. Andiamo una panoramica, adesso siamo quasi sul punto, il punto dell'ingresso della torre centrale, con una panoramica dell'area di scavo che vedete molto grande, quindi c'è tanto ancora qui da vedere, c'è tanto da dire, da mostrarci ancora, da riscrivere anche la storia di questo luogo e chissà anche un po', insomma, capire ancora di più grazie al lavoro degli archeologi su quella che è la dinamica della civiltà nuragica. Ed ora ritorneremo e andremo di nuovo giù per terminare questa puntata con altre immagini. Andiamo. Ma prima di ridiscendere nella bellissima scala del monotorre Nuraghe Ponte, guardiamo questo ambiente che abbiamo solo visto, adocchiato un po' lì dall'alto, ed è appunto la torre centrale, la sommità, come vediamo è molto interessante. Vedete queste piccole nicchie, davvero un luogo molto bello, particolare, e vedete le pietre quanto sono ben sbozzate, ci danno la particolarità di capire meglio la costruzione, veramente l'opera di ingegno davvero importante di queste genti. Ed ora possiamo anche ridiscendere e ritornare giù. Riprendiamo la scala, andiamo. Eccoci, ci apprestiamo a ridiscendere le scale. Vedete da quest'altra visuale come risulta la scala e le proporzioni delle pietre, dei massi che hanno aiutato i nostri ingegneri, mastros de pedra e mastros de muro,
nuragici. Vedete quanto è davvero, dovete fare attenzione ovviamente, perché non è così semplice, anche per chi come me è un po' esperto, insomma, ma l'attenzione non è mai da, come dire, abusare. Guardate quanto è interessante ancora anche questo scorcio, vedete come si sviluppa la meraviglia architettonica del Nuraghe Ponte. Ora eccoci anche qua, siamo praticamente arrivati e che bisogna dare ancora un piccolo salto. Io mi aiuterò con un gomito, con un braccio, e siamo qui al di sotto ancora della camera principale, che vi voglio far rivedere nella sua bellezza. Questo è il Nuraghe Ponte e ora andiamo fuori. E accompagnati ancora dalla grande dimensione dell'architrave, del masso così mastodontico dell'ingresso principale, riabbassandomi pian piano, facendo attenzione, andiamo fuori dal Nuraghe. Guardate, vi faccio vedere poi adesso quanto è spesso, davvero, quanto è davvero grande. Osservate quanto è da questa visuale grandissimo il masso, bellissimo, davvero un'emozione ritornare qui. Io sono davvero almeno 2 decenni, se non 3 decenni, che visito questi luoghi ed è sempre una meraviglia. E allora adesso noi proveremo ad andare via rifacendo un percorso un po' ritornando, insomma, a ritroso, ritornando dove siamo partiti e permettendo ancora lo sguardo di tutti voi, di accompagnare questa passeggiata per terminare la puntata dedicata al nuragico di Dualchi qui a Ponte. Una zona davvero interessante quella di Dualchi, perché sono altre testimonianze archeologiche e di altra tipologia nuragica, tardo-nuragica, per esempio come i Betili di Cubas dell'area archeologica, dove sono presenti anche delle tombe di giganti, ma l'area è veramente interessante, quindi avete la possibilità di vedere tanto e anche di andare nel paese di Dualchi, che offre dinamiche culturali interessanti legate alle tradizioni popolari. Un'altra breve panoramica e poi ci saluteremo. E allora, amici della terra dei Nuraghes, per questo appuntamento terminato qui al meraviglioso Nuraghe Ponte di Dualchi, io vi saluto e vi rimando sempre sul canale 15 Catalan TV, sulla Gazzetta Sarda, gazzettasarda.com, e poi nello specifico per questa puntata sulla pagina Facebook. Ad una prossima puntata. Grazie per essere stati qui con me e spero di avervi portato in uno spezzone di eternità nuragica che vi possa far ricordare di amare questa terra, di amare la storia, perché la cultura è il patrimonio incessante del nostro cuore, della nostra anima e della nostra psiche. Per cui noi ci vediamo ad una prossima puntata. Un saluto a tutti voi.